Guarda che strano il pick up qua, vedi tu? Non fa van life col pick up. Guarda che figata, tu puoi metterti anche qua a tendina, dal rubinetto, vedi tu? Che figata. Guarda che posti è una serie qua, sono commissioni qua, vista perché non avere una bella figa, Dio caro. Che sberega. Ma ti Nico, sa tu perché gli stava andando la multa al van life là? Non te non sta. Perché era messo tutto storto. Perché qui camper pensa di essere i padroni del mondo e i parcheggia storti c'ha 3 posti auto. Cioè non ha senso, piuttosto va fuori un attimo e il vigile capisce, vabbè Dio caro, è lungo, però ha fatto di tutto per stare in dentro, però non è colpa sua. Sì, ma non ti puoi avere 3 posti auto, te tira dopo papine. Ma se ti metti verticale te va da un'altra parte, allora scusa, te mettevi 3 posti auto se stessi un crucco, Dio caro. Ma non così neanche a posti auto, non così niente là. Ah no? Vabbè, ma mettersi così qua storto è rispettoso allora, ecco. Ma se ti metti dritto non passa più le mani. E ora te va da un'altra parte. Perché se te metti storto, minimo te mettevi 3 posti a 3 persone. Però sono così divieti. No, il divieto è morale, Dio caro. Ma guarda, appuntamenti al lavoro non vino, se mi giri i coglioni, cioè della serie se non mi stanco, come di solito mi stanco sempre, resto qua un bel po'. Sai che c'è Nico che ha di un'ospitalità esagerata, quindi mi sembra di approfittare, insomma, dai Vespa in susa. Un po' come quando vado da Mirko ogni volta che mi invita a pranzo e cena, mi dico, mi mettete un po' in difficoltà, insomma, ecco, mi sento quasi di approfittare, insomma, mi sento, non so, mi vergogna, anche adesso che lo dico, cioè, perché c'ho del carattere su tutto tranne che approfittatore, porca miseria. Te conto spesso dei cassi miei, delle mie emozioni, dei miei pensieri, eccetera, perché insomma questo, come si sa, non è un canale solo di viaggi, diciamo, de puntine, ma è un po' anche un telefilm, è un po' uno stare in compagnia, insomma, per chi piace il genere, ossia la filosofia e la mentalità del personaggio, lo segue, la rivede, la riproietta in tante cose che possono essere i viaggi in camper, i giri in moto, i ragionamenti filosofici, il mangiare con gli amici, imbriagature, tante cose, perché la vita è fatta di tante cose. Dico sempre, è come un menù di un ristorante, quindi voglio provare tutto tranne a pizza con l'ananas. Certo che i crucchi, vabbè, chi escape, perché per comprarsi queste trappole qua bisogna avere tanti escape, ma paga 48 euro al giorno per fare van life qua, senza servizi né niente. Buono, ma per bene, giusto per versa il porteone e dire uah. Ovviamente anch'io preferisco mettere il camper nei posti, diciamo, un po' più panoramici, più carini, però almeno io quando vado in giro non sto col tavolino e la sedia fuori, cioè vado in giro a piedi, in bici, in autobus, in treno, qualsiasi cosa, voglio dire, quindi mi muovo, al camper arrivo stufo e dormo, quindi del paesaggio, insomma, chi se ne frega, direi che è la cosa meno importante, o perlomeno per me. Dopo, per te parlavo anche l'altra sera con Nico che effettivamente tanta gente non è abituata a queste cose, al camper, e quindi quando esce cioè già solo il fatto di uscire col camper è un divertimento, no? Guarda che bello, non mi ricordo se è l'unica spiaggia per cani o se ce n'erano altre, però guarda che bello con tutti questi tavolini da picnic, è veramente molto bello, eh? Te parcheggi il van life o a macchina, a moto anche no, perché la moto in teoria non devi pagare, ok? Stavo dicendo parcheggio un po' più in là, ma la moto in teoria su qualsiasi posto, tranne nei parcheggi privati, non paga. Cioè no, scusa, allora riassumiamo, la moto non paga nelle linee blu, però se è un parcheggio privato, se è di quelli là chiusi con i recinti eccetera, proprio privati, allora lì si paga anche la moto. Poi solo le moto pagano in quelli privati, ok? Mentre in quelli comunali, quelli delle macchinette, quelli dove passa il vigile a darti la multa, insomma, lì non pagano le moto. Ecco, io, vedi, perché ci sono tanti posti che io ho visitato, siccome una volta viaggiavo tantissimo prima di avere il camper, però non stavo là a guardare i nomi, cioè andavo a caso, vedo una roba bella, mi fermo, laghi eccetera, ne ho fatto un disastro ma non sapevo i nomi. Il lago di Ledro ero convinto di esserci stato, in realtà no, non c'ero mai stato al lago di Ledro. Il lago di Garda una quarantina di volte che è qua attaccato, ma il lago di Ledro no, mai. Ecco, vedi, quello che proprio non mi piace di
sottoposto e di tantissimi altri al fatto che la proprietà privata, non puoi mettere proprietà privata su una cosa così piccola, ok? Cioè non è un mare lungo 80 km, è un piccolo laghetto, quindi no, questo assolutamente no. No, goda dir che è bello, cioè che c'è vita. Sì, È bello, è strano perché è molto meno turistico del lago di Garda, nel senso che è molto meno confusionale, c'è molto meno traffico, eccetera, però comunque è completo di tutto, non che manca niente. Guarda, perfino a Sagreta con i giostri di Tosatei. Vabbè, non è che mi stupisco, però vuoi far vedere a Ulfo o anche agli amici a casa, Ulfo in particolar modo perché era con me. 1 litro dell'Agustiner Hell veniva a 7 euro, qua in Italia 14,80. È vero? Ma sì, dai che andiamo in montagna col buio pesto. Porca troia. Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai.